Ciao! Oggi, con 3 semplici ingredienti, andremo a fare un piatto tipico di Verona, risotto all'amarone e monteveronese. Partiamo con il brodo vegetale. Sedano, carote e cipolla a cubetti, facciamo rosolare con un filo di olio, facciamo appassire bene le verdure, acqua fredda, poco sale e lasciamo bollire per mezz'ora. Prepariamo la salsa al monteveronese che ci servirà per la finitura del piatto. In un pentolino scaldiamo 100 g di panna fresca, aggiungiamo 100 g di monteveronese grattugiato e frustiamo bene a formare una salsa liscia. Prepariamo la riduzione di amarone per bagnare il risotto. In un pentolino mettiamo 300 ml di amarone, lo facciamo ridurre e flambare. Tostiamo a secco in una pentola 300 g di riso bialone nano. Quando il riso è ben caldo e sentiamo un leggero profumo di popcorn, bagniamo con la riduzione di amarone e lasciamo ridurre. Quando è ben ridotto il vino, continuiamo la cottura del riso con il nostro brodo vegetale per 11 minuti continuando a mescolare. Cottura terminata, fuori dal fuoco e mantechiamo il risotto. Monteveronese, qualche cubettino di burro freddo e mantechiamo bene. E prima di impiattare lo facciamo riposare qualche minuto. Impiattiamo. Salsa al monteveronese, pepe a macina, un filino di olio extravergine. Wow! E con il vino che resta in bottiglia, salute a tutti. Ciao!